Gentili teleradioascoltatori, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report. In apertura subito un comunicato stampa molto interessante. Domenica 20 maggio alle ore 18 in località Giavara del Montello, praticamente siamo in Villa Wasserman, via della Vittoria 180. Ecco, si terrà una conferenza con la presenza di un personaggio noto a livello mondiale. Mi riferisco a Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato a Fatima, molto richiesto all'estero, nelle radio, nelle televisioni e nei vari convegni. Lo ricordo, lui è stigmatizzato dal 1989, c'è molta documentazione che parla di questo caso, molto interessante. Ricordo quindi che sarà in conferenza insieme anche allo storico Flavio Ciucani. Conferenza che è organizzata dall'associazione culturale Il Sicomoro e dall'associazione Avalon Onulus con il patrocinio del comune di Giavara del Montello. Dunque un appuntamento da non perdere, l'ingresso appunto è gratis, non si paga nulla, quindi c'è questa bella, diciamo, possibilità, occasione di incontrare questa persona unica al mondo. Tra altre cose ricordo che è anche direttore di una nota rivista legata alle tematiche di antimafia, che sarà proprio il tema di questa sera. Infatti vi proponiamo un'intervista esclusiva a Benny Calasanzio, scrittore, figlio di imprenditori uccisi dalla mafia. A seguire poi il popolo delle agende rosse e l'assessore alla cultura di Buttrio. Siamo infatti in provincia di Udine dove abbiamo realizzato questa intervista. Possono partire tutti i nostri servizi. Noi ci vediamo al termine. Salvatore Borsellino mi ha imparato che esiste una parola bellissima di cui avevamo dimenticato il significato. L'hanno tolto tutto. Eppure resiste. Come oggi resistono tantissime altre persone. Per cui io ho un impegno, una promessa nei confronti di tutte le vittime della mafia, nei confronti di mio nonno e di mio zio, nei confronti di tutte le persone per bene in questo paese. Io ho un unico obiettivo nella mia vita: fare sì che questa azienda, Mafia SpA, fallisca. Io voglio rovinare gli affari a questa azienda, io voglio riuscire in un qualcosa che farlo nel 92 era molto più difficile, farlo oggi è molto più facile. Le chiedo di ricordare al pubblico questo suo ultimo libro che ha fatto. Sì, Mafia SpA è il mio secondo libro con Editori Riuniti, pubblicato con Editori Riuniti, ed è semplicemente la spiegazione di tutti gli affari della mafia. Quindi racconto di come fa a fatturare 140 miliardi di euro l'anno, da dove prendono questi soldi, del perché questi soldi non hanno mai un odore, non hanno mai un colore, nonostante puzzino e nonostante siano sporchi di sangue. Mafia SpA è un viaggio nella economia più segreta del mondo. È un libro che si avvale degli studi della DIA, di Legambiente, di SOS Impresa, ed è stato un modo, un urlo disperato alla gente a cui ho cercato di spiegare l'economia mafiosa con termini e con esempi molto, molto pratici, perché oggi forse la gente è più probabile che abbia una reazione forte in un momento di crisi del genere, proprio perché forse è l'unico momento in cui capisce che mentre la gente fa la fame c'è un'azienda florida che fa i soldi, che si arricchisce alla faccia loro, e che certo non pagherà l'IMU e non pagherà le imposte del governo Monti. Ecco, io so che lei proviene da una storia abbastanza triste perché gli hanno ucciso lo zio, il nonno. Ecco, ci può un attimino ricordare quando è successo? Sì, no, in realtà io provengo da una storia bellissima, è la storia di mio nonno e di mio zio, di Giuseppe e Paolo Borsellino, omonimi del giudice, due piccoli imprenditori che hanno deciso di ribellarsi nel 1992, non hanno pagato neanche una lira alla mafia, non come molti di quelli che pagano il pizzo, poi vengono scoperti e per evitare le denunce di favoreggiamento denunciano e diventano eroi. Mio nonno e mio zio non hanno mai sborsato un solo euro nei confronti di Cosa Nostra,
e nel 92 a Lucca Sicula, prima mio zio Paolo e poi mio nonno Giuseppe sono stati ammazzati dalla mafia. Questa per me è una storia, nonostante di grandissimo dolore, di grandissimo dispiacere, è una storia però di vittoria, è la storia di due uomini poverissimi, semplicissimi, che sono riusciti a costringere la mafia a sparare e a metterli in difficoltà. Sono morti in piedi, sono morti assolutamente a testa alta, e hanno dimostrato che la differenza tra stare con la testa bassa e la testa alta sono pochi centimetri. Loro l'hanno mantenuta altissima fino all'ultimo dei loro giorni. Tutto quello che faccio oggi, i miei libri e tutte le mie attività è fondamentalmente, forse non l'ho mai ammesso neanche a me stesso, ma è tutto esclusivamente dedicato a loro, per dimostrargli che il loro insegnamento e il loro sacrificio non è stato vano e che io e molti altri lo porteremo avanti fino all'ultimo dei nostri giorni. Ecco, lei prima ha accennato ad una testata giornalistica molto importante su queste tematiche, mi riferisco a Antimafia 2000 con riferimento alle leggende rosse. Ecco, ci può ricordare questo particolare anche qui al nostro pubblico? Ah sì, Antimafia 2000 in realtà non è un giornale, cioè è veramente riduttivo. Antimafia 2000 è un concetto, è una comunità di persone che fa del giornalismo responsabile, e Antimafia 2000 è quella redazione che avrebbe potuto fare il più grande scoop italiano, probabilmente avrebbe vinto il Pulitzer, quando grazie ad una soffiata scoprì che in un archivio di Palermo c'era la foto che ritraeva questo ufficiale dei carabinieri, Giovanni Arcangioli, con la borsa di Borsellino in mano. Aveva trafugato la borsa col cadavere del giudice a pochi metri, lui aveva trafugato la borsa dall'auto, l'aveva evidentemente, si pensa, ripulita dell'agenda rossa e poi l'aveva rimessa a posto. Antimafia 2000 recupera questa foto e va a denunciarlo in procura e non fa lo scoop. Questo è un giornalismo che non esiste più, che non è mai esistito probabilmente, e lo scrupolo e la serietà con cui loro oggi affrontano il fenomeno della mafia non ha pari sicuramente nella carta stampata, in TV come dicevamo poco fa c'è l'esempio del nostro amico Pino Maniaci, la TV più piccola e rompiscatole del mondo, e pochi altri, perché di mafia ne parlano tutti, ma poi sono davvero pochi quelli che capiscono e sanno raccontare. Ecco, stiamo sui media a proposito di Teleiato, che praticamente non si sa se continuerà a trasmettere perché gli vogliono togliere le frequenze. È bellissimo, cioè, è una cosa incredibile, cioè lo Stato italiano sta riuscendo laddove i mafiosi non erano riusciti, cioè Pino stava per essere strangolato con la sua cravatta da uno dei figli del boss, e costantemente minacciato dai Fardazza, che sono le cose inutili che governano la mafia di Partinico, eppure non erano riusciti a farlo chiudere. Adesso questa cosa del digitale terrestre delle frequenze riusciranno a farlo chiudere, probabilmente andrà in onda solo online. Mi piace questa nazione perché è una nazione in cui si fa un decreto per ogni cazzata e non si riesce a fare un decreto per dare il via libera a Pino Maniaci e a Teleiato. In conclusione, le faccio anche lei questa domanda: un giorno la mafia sarà sconfitta? No, apro una parentesi, qualcuno mi ha detto a me che non si potrà mai sconfiggere la mafia. Qualcuno ha detto ai lavori. La mafia sarà sconfitta per il semplice fatto che io e tanti altri non abbiamo nessuna intenzione di dargliela vinta, per il semplice fatto che Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Rocco Chinnici e tutti gli altri non sono certo morti per il fatto che oggi noi diciamo la battaglia è persa e la mafia ha vinto. Noi vinceremo, la mafia non vincerà mai, per il semplice fatto che noi nella nostra squadra abbiamo gente che ci ha lasciato un patrimonio enorme. Loro dalla loro hanno solo l'avidità, la sete di potere e una profonda codardia che li costringe sempre più spesso a ricorrere alle armi. Noi non abbiamo bisogno delle armi perché abbiamo un patrimonio umano che loro non avranno mai, né loro né i loro figli, che oggi vanno in TV a reclamare diritti che i loro padri non hanno mai concesso alle loro vittime. Grazie molto gentile. Grazie a voi. Dunque, perché il popolo delle leggende rosse?
Ma il popolo delle Agende Rosse, come ha dichiarato già tante volte Salvatore Borsellino, abbiamo scelto proprio questa figura dell'Agenda Rossa come questa cosa scomparsa dalla borsa di Paolo Borsellino, come immagine di legalità e giustizia. Cioè noi quando sventoliamo questa agenda è semplicemente la voglia da parte dei giovani, di chiunque si senta carico di questa responsabilità di portare legalità e giustizia e soprattutto verità e giustizia nel nostro Paese. Ecco, cosa è raccolto all'interno dell'Agenda Rossa? Dentro l'Agenda Rossa praticamente sono tutti atti processuali, quindi nulla di nascosto, tutto pubblicato, tutto assolutamente chiaro e consultabile. Praticamente sono tutti gli atti processuali che sono seguiti alla scomparsa di questa agenda e soprattutto a quello che è stato il periodo più nero del nostro paese, quindi la trattativa tra mafia e Stato che ora comincia a fare capolino, a fare breccia, mentre fino a 3 o 4 anni fa era qualcosa di veramente tabù. Forse è per questo motivo che c'è questa arroganza tra il mondo politico e alcuni magistrati antimafia. Ma vedi, è trasversale, perché se tu leggi all'interno dell'Agenda Rossa, come vedi, non ha una connotazione politica, anzi, molto spesso chi ci è implicato dovrebbe essere dalla parte dei magistrati, dalla parte opposta di quella che viene identificata come il male, perché persone con poca memoria sono praticamente nell'intero arco costituzionale, non c'è assolutamente una connotazione fissa, ma è una cosa completamente trasversale. Secondo te, tutta quella grande indignazione durante i funerali di Salvatore Borsellino, prima Giovanni Falcone, adesso dove è andata? Vedi, secondo me non è che sia scomparsa, latita, è latente, non latita, è latente nella mente della gente, nei ricordi soprattutto di quelli della mia età, che insomma non eravamo dei giovincelli. È lì che aspetta il momento di poter tornare fuori, di avere la certezza di tornare fuori. Di certo non quest'arco politico che purtroppo non dà assolutamente nessuna garanzia di essere giustamente legale. Ecco, l'ultima cosa ancora, un pensiero per i giovani, per esempio insegnare la legalità nelle scuole può essere una formula? È la formula insegnare ai giovani. Insegnare ai giovani vuol dire dare continuità alla battaglia che abbiamo cominciato a portare avanti noi. È il continuo ricambio, la continua richiesta di giustizia, che non è solo per la semplice Agenda Rossa, ma può essere anche per i posti del lavoro, può essere anche per tantissime altre cose, perché legalità e giustizia non è solo mafia o antimafia. Legalità e giustizia è dove c'è qualunque tipo di ingiustizia, in un paese dove le contiamo tutti i giorni, il lavoro, le prevaricazioni, ce ne sono tantissime di cause dove portare questa agenda avanti. Ecco, un'ultima considerazione ancora, l'informazione in questo paese Quale? su temi di antimafia. Quale? Credo di averti risposto praticamente... so che non è corretto rispondere a una domanda con una domanda, ma quale? No, ma a volte può essere anche giusto. Beh, è lievemente sarcastica, proprio perché non c'è informazione. Non c'è informazione e come molto spesso alle serate accade, sembra quasi che la mafia sia un qualcosa che al sud non esiste. Al nord serve in un momento di crisi per dare responsabilità, per dare movimento di denaro e quindi riuscire a superare questo momento difficile come abbiamo ora. Ecco, in conclusione ti chiedo le prossime iniziative del popolo delle Agende Rosse. Beh, qui in Friuli stiamo lavorando con moltissimi comuni. Stiamo cominciando a far breccia, stiamo cominciando a cercare soprattutto di quantificare anche fra associazioni, perché c'è Libera, io vorrei stare vicino a tutti, anche se a volte posso sembrare, Salvatore forse mi ha scelto proprio perché sono un po' rigido nelle posizioni, però vorrei cercare di dialogare con tutti, trovare il modo di poter operare. Ho trovato il Sicomoro, che è una delle tante associazioni antimafia che collabora con Antimafia 2000, ma spero di ingrandire questa cerchia di amici per poter tirare fuori il meglio da questa regione, che non voglio mai far dimenticare a nessuno. Alla parola resistenza di Salvatore, questa regione possiamo dire che ne è il simbolo, in quanto la resistenza è nata e soprattutto qui ha portato tantissime croci.
Quindi un'unione tra associazioni. Assolutamente sì. Quindi fare Questo fare rete, questo riunire tutte le associazioni, riunire le brave amministrazioni comunali senza alcuna distinzione sulle piccole cose. Io sono convinto che la resistenza negli anni 40 si è basata su un principio: cacciare il nazifascismo. La resistenza di oggi deve basarsi su un semplice principio, che è quello di finalmente avere una nuova classe politica, una nuova classe dirigente diversa, una classe dirigente che la pensi in un modo diverso, e poi le altre divisioni dopo. Prima bisogna superare questo ostacolo enorme che sono questi 140 miliardi di mafia che ogni anno nel nostro paese vengono persi. Grazie molto gentile. Grazie a voi. E chiediamo alla cultura se l'inserimento di queste tematiche antimafia nella scuola per insegnare la legalità ai ragazzi può essere una formula vincente, positiva, per contribuire a, diciamo, sconfiggere un po' questo cancro mafia, ma un po' tutte le mafie in generale. Assolutamente sì, credo che parlarne ai ragazzi, insegnare loro questa educazione civica sia fondamentale per educarli che c'è qualcosa di diverso da quello che vedono accendendo la TV, che c'è un paese dove vivono che insomma soffre dei problemi di cui non si rendono assolutamente conto, credo, nella maggior parte dei casi. Quindi educarli fin da bambini a conoscere questi problemi e ad avere delle idee su come poterli risolvere da cittadini quando saranno più grandi è assolutamente fondamentale, questo sì. Ritorniamo in studio, grazie dunque per tutte queste spiegazioni che ci ha dato Benny Callasanzio, che ci fanno veramente riflettere. Noi proseguiremo anche prossimamente con questi approfondimenti legati alle tematiche dell'antimafia. In conclusione, vi ricordo ancora il comunicato stampa che ve l'avevamo dato in apertura. Dunque domenica 20 maggio alle ore 18 in località Giavra del Montello, siamo in villa Wasserman, via della Vittoria 180, ci sarà una conferenza con Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato, noto a livello internazionale, a livello mondiale proprio, per questi segni che porta dal 1989, le stigmate. Ricordo ancora che c'è ampia documentazione che certifica queste diciamo stigmate che porta sul suo corpo, quindi lui parlerà della sua esperienza spirituale. Tra altre cose lo ricordo anche direttore della nota rivista Antimafia 2000, antimafia2000.com, il sito internet, se poi volete andare a visionarlo, che è molto interessante. Dunque il domenica 20 maggio alle ore 18 presso la villa Wasserman, via della Vittoria, organizzata dall'associazione Il Sicomoro, Avalon Onus e con il patrocinio del comune di Giavra del Montello. Bene, è tutto per questo nostro approfondimento di oggi, grazie per averci seguito, voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione.